Bentrovati, oggi parleremo di salute mentale e dei progetti, dei servizi che l'ASP di Catania sta mettendo in campo. La sigla sotto l'acronimo di PNES, che significa Programma Nazionale di Equità della Salute, è un programma che mira all'inclusione sociale soprattutto delle persone più fragili. Ne parleremo quest'oggi con il dottor Carmelo Florio, che è direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania, e in collegamento con noi c'è la dottoressa Grazia Razza, che è dirigente, psicologo, centro Alzheimer ASP Catania, e che segue un po' anche questi progetti. Dunque, abbiamo iniziato con una sigla un po' ostica. Io direi subito di chiedere al dottor Florio cosa significa PNES. Intanto grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. PNES è un acronimo che sembra complicato, ma è di un'importanza strategica incredibile. È un'iniziativa del Ministero della Salute, cofinanziata da un fondo europeo, il Fondo Sociale Europeo, e che riguarda le 7 regioni del sud e quindi la Sicilia. La parola equità dà l'idea che l'obiettivo è in qualche modo lavorare su questo gap, su queste disuguaglianze dei servizi, compresa l'area delicatissima della salute mentale, proprio per cercare di riequilibrare, se possiamo così dire, la disparità e quindi anche rendere qualitativamente più forti, rinforzare le reti, in questo caso della salute mentale. Però, chi sono i soggetti, ecco, che voi vi proponete di seguire proprio per come dire, evitare questo gap, questa disparità, quindi puntare all'equità sociale? Intanto ringrazio della domanda. Vorrei dire che, per dare anche agli ascoltatori una visione di insieme, questo piano pluriennale riguarda anche il contrasto alla povertà, riguarda gli screening oncologici, quindi anche l'aspetto della prevenzione, riguarda la cura basata sul genere, ok? E naturalmente l'area delle fragilità. Nel caso nostro si rivolge a soggetti già in cura nei nostri servizi o soggetti che hanno dei nuovi contatti, che hanno quelle caratteristiche di complessità, di gravosità, di cronicità, e che sono quei soggetti, potremmo dire, fragili e più fragili ancora. Stiamo parlando dunque di persone che voi già seguite. Certo. Possiamo dire qualche malattia di cui soffrono? L'area delle psicosi, per esempio, l'area dei disturbi gravi della personalità, l'area delle depressioni croniche che impegnano perché hanno ricadute frequenti, quindi quelle situazioni, quel target di utenza che non ha soltanto bisogno della cura farmacologica o della cura psicologica, ma che ha bisogno di qualcosa di più. Significa guardare ai bisogni, e i bisogni sono complessi e riguarda anche la loro qualità della vita. Oggi si stressa molto questo concetto, come quello del progetto di vita, che significa analizzare punti di forza, perché ci sono, e punti di fragilità, e lavorare implementando e rinforzando le nostre equipe. Quindi non si tratta di qualcosa che è di nuovo, cioè luoghi differenti da quelli abituali, ma una modalità e un'organizzazione che potenzia quello che è già esistente. Esatto, quindi rafforzare quello che già c'è in maniera tale da raggiungere con più serenità e più facilità le persone, e immagino sia un sollievo anche per i familiari di queste persone malate, affette da patologie che riguardano la sfera della salute mentale. Per semplificare e sintetizzare, se noi immaginiamo l'utente, il paziente, la persona al centro, tutto attorno si muove un sistema di cure, e il sistema di cure non riguarda il focus soltanto sull'utente e quindi sul bisogno e quindi sulla sua recupero di abilità, ma riguarda anche i caregiver, cioè i portatori di carico assistenziale, quindi le famiglie, ma riguarda anche quella fetta importante che si muove attorno nelle comunità, che riguarda per esempio gli enti del terzo settore, quindi progetti di inserimento lavorativo, di integrazione con gli enti locali. È una grande scommessa e mi lasci dire, e concludo perché sennò divento troppo prolisso,
che ha impegnato e sta impegnando in maniera veramente notevole tutti i servizi, e non soltanto la salute mentale, ma anche tutte quelle parti amministrative, gli uffici del personale, che hanno questa grande priorità e questa grande scommessa che è innovazione. Mi piace questa sottolineatura, perché spesso si pensa che i malati di mente siano persone da mettere lì in un angolo, curare, seguire, ma che non possono assolutamente inserirsi in nessun modo nel contesto sociale. Ed è un cambiamento culturale che non può investire soltanto i professionisti, ma deve pian pianino contagiare anche tutto il resto. Il pilastro su cui si regge, e quindi, come dire, il focus del perché l'Europa e il Ministero hanno creduto, perché questo è un tema che va verso il riconoscimento di diritti, che è un tema molto, si dice facilmente, ma la realizzazione è molto impegnativa. Dottoressa Razza, a che punto siamo? Quali sono i progetti? Perché il dottor Florio ci sta facendo comprendere che il programma è molto articolato e che quindi si svilupperà in seguito con vari progetti. Ecco, allo stato attuale cosa già è stato attivato, cosa si pensa di attivare? Si parla anche di nuove assunzioni per implementare. Buon pomeriggio. Ecco, dico ai nostri telespettatori, qualcuno sta già telefonando perché immagino abbia bisogno, voglia comprendere meglio, vuol fare delle domande ai nostri esperti. Ecco, non telefonate, dovete semplicemente mandare un messaggino con la domanda che desiderate rivolgere al dottor Florio, alla dottoressa Razza, e chiaramente vi daremo tutte le spiegazioni possibili. Dunque, dottoressa Razza, l'ho interrotta, dicevamo cosa è stato attivato, cosa concretamente al momento si può ottenere da parte di questi pazienti. Certo, al momento abbiamo appena iniziato. Questo vuol dire che proprio i primi di novembre sono stati immessi in ruolo con dei contratti 15 OCTIES, 19 unità di personale, 13 psicologi e 6 assistenti sociali che andranno a potenziare le attività dei moduli. E quindi si è data nuova linfa, diciamo, all'attività ordinaria che i moduli di salute mentale già svolgono con questo personale. Cosa faranno questi colleghi? I colleghi rivolgeranno la loro attività da una parte potenziando le attività riabilitative e quindi i piani di intervento individualizzati che vengono creati sul paziente, e dall'altro lato si rivolgeranno invece alle famiglie, aiutando le famiglie, diciamo, nella fase di accettazione, ma anche di accompagnamento al percorso di cura del loro familiare. Insomma, l'idea è quella di sperimentare un modello di cura integrato, dove passo dopo passo cercheremo di introdurre anche gli enti del terzo settore per arrivare a un approccio alla malattia che sia comunitario, e quindi con una modalità di prendersi cura del paziente che esce anche dagli edifici classici della salute e si sposta nella comunità. Tutto ciò, devo dire, è stato possibile anche grazie a un lavoro sinergico con tutti gli uffici amministrativi, con la direzione, e questo lavoro sinergico ci ha già portato a luglio ad aprire i centri di pronta accoglienza, che sono dei centri semiresidenziali che fanno parte per una, diciamo, porzione di finanziamento del PNES. Ecco, questi centri di assistenza esattamente cosa sono, dottor Florio? Allora, c'è una legge regionale che è abbastanza recente, perché è dell'ottobre del 2024, è la legge regionale 26. Voi pensate i decreti attuativi, tutto quello che in qualche modo definisce standard organizzativi e di personale, è ancora più recente, è del 13 giugno del 2025. Quindi di pochi mesi fa. Esattamente, e con una grande, devo dire, sforzo e accelerazione. Lo sottolineo perché quando si arriva a tagliare il nastro
Sembra tutto semplice, ma dietro c'è un lavoro incredibile. Il 16 luglio, che è la data del mio onomastico, che non ne frega niente a nessuno, ma lo dico, c'è stata questa apertura. Attualmente la struttura si trova nell'ex Casa di Cura Argento a Catania, c'è un team pluriprofessionale, sottolineo questo, e stiamo parlando dell'area delle dipendenze patologiche, e parliamo di soggetti particolarmente fragili, che si tratta di ricoveri di breve durata, 30 massimo 40 giorni, sono ricoveri, quindi H24 a regime volontario, di quei soggetti che hanno sviluppato una dipendenza, per esempio, da crack. Considerate, sono 12 posti letto, 2 dedicati a soggetti minori, che prevedono appunto un'assistenza, diciamo che è una passaggio. Verso che cosa? Verso una comunità terapeutica, laddove è necessario, verso un rientro nei servizi ambulatoriali, stiamo parlando dei servizi per le dipendenze patologiche. In questo momento questa legge regionale, che ha una forte attenzione da parte dell'assessorato e della regione, è una legge, viene chiamato sistema integrato, perché è una rete di servizi, quindi il modello non è... Quindi, se ben capisco, sì, il familiare o della persona che ha bisogno, è interessante questa dei minori addirittura che certo, sono dipendenti dal crack, stiamo parlando di droghe pericolosissime, certo. Sappiamo quanto si sta purtroppo diffondendo questo tipo di sostanza stupefacente, quindi intanto il primo contatto sono i vostri centri, che sono sempre quelli. Esattamente. Quindi ai nostri servizi telespettatori dico, non ci sono ambulatori nuovi. Sì. Però ci sono servizi che si stanno aggiungendo. Il dottor Florio sta parlando addirittura della clinica Argento proprio qui a Catania. Sì, è una struttura. Allora noi ragioniamo molto per contenitori. Dove lo metto? No? Ecco. Poi magari ci dimentichiamo. C'è una persona che deve disintossicarsi dalla droga. C'è un bisogno che viene valutato dai servizi per le dipendenze patologiche, quindi il primo punto di riferimento sono i cosiddetti SERD, che sono variamente dislocati. L'altro tema è la prossimità, ma una persona che abita a Bronte o che so a Fiumefreddo, che è fuori dal sistema, no? È dentro il sistema, perché nei vari distretti, parlo di Giarre, c'è un CERT, ad Acirreale ce n'è un altro, a Caltagirone un altro ancora, quindi voi capite che il nostro è un sistema diffuso e capillare. Certo, stiamo parlando dell'azienda provinciale. Quindi è chiaro. Quindi questa fase, potremmo dire, cioè questo cosiddetto CPA, Centro di Pronta Accoglienza, è un passaggio intermedio, perché è un passaggio che serve in qualche modo a prendere consapevolezza, a recuperare anche motivazione, perché scegliere di andare in una comunità terapeutica non è un atto semplice. Purtroppo sappiamo bene, quando si parla di dipendenze, quando si parla di salute mentale, quindi di persone affette da psicosi, da depressione, non sempre loro sono consapevoli o comunque accettano la malattia, accettano le cure. Ecco, questo è uno scoglio purtroppo che è difficile da superare anche per le famiglie che spesso si sentono sole. Dunque, c'è qualcosa che possa non far sentire sole queste famiglie? Dunque il centro, come dire, il focus, per usare un termine della vostra trasmissione, è proprio il progetto di cura. E il progetto di cura si costruisce con l'utente, col suo sistema familiare, con la sua rete, e grazie alla esperienza, alla professionalità non soltanto del medico, che è il responsabile della struttura, ma anche di appunto professionalità differenti. Parlo dello psicologo, ma anche il tecnico della riabilitazione, l'infermiere, quindi non è la disintossicazione meramente farmacologica. C'è anche naturalmente il trattamento farmacologico, ma ci sono attività gruppali, c'è un'attività di tipo individuale, quindi c'è una psicopedagogica, quindi una serie di interventi che diventano in qualche modo... C'è tanti professionisti che lavorano insieme per aiutare quella persona. Nel frattempo stanno arrivando tantissime telefonate, ma io non posso rispondere. Se volete rivolgere, lo ripeto ancora una volta, se volete rivolgere una domanda al dottor Florio, alla dottoressa Grazia, dovete
semplicemente scrivere un messaggino al numero che state vedendo, 342 74 55 005, o con WhatsApp o un messaggio normale, io lo leggo e giro subito la domanda ai nostri esperti. Allora, diamo un po' di tempo a queste persone se vogliono scrivere e chiedere qualcosa. Nel frattempo andiamo un attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui tra pochissimo. Eccoci, abbiamo preso un po' fiato, sono arrivate alcune domande che io rivolgerei subito alla dottoressa Grazia. Intanto stiamo parlando di salute mentale, dei servizi che l'ASP di Catania sta mettendo in campo per aiutare proprio le persone affette da alcuni disturbi, ma anche le loro famiglie. Stiamo capendo che sono progetti molto complessi che coinvolgono diverse figure professionali e sono in itinere, nel senso alcuni sono stati già avviati, altri si avvieranno nei prossimi mesi o giorni. Dottoressa Grazia, ne stiamo parlando della dottoressa Grazia che è dirigente del centro Alzheimer dell'ASP di Catania, ma coordina anche questi servizi, questo settore per quanto riguarda la salute mentale. Il dottor Florio invece che coordina più servizi, perché abbiamo capito che ci sono diversi settori, abbiamo parlato anche di farmaci per tutti, abbiamo parlato un po', però oggi il focus è sulla salute mentale, quindi dottor Florio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania. Dunque, sono arrivate due domande che rivolgerei alla dottoressa Grazia. Qualcuno ci scrive: come mai gli antidepressivi, i farmaci, gli antidepressivi sono fermi alle molecole, a quelli che si usavano negli anni 90. Non c'è nessuna innovazione, non c'è nessuna novità su questo fronte? Allora, io essendo uno psicologo, faccio questa premessa, non mi occupo della terapia farmacologica e quindi non sono proprio la persona adatta a rispondere a questo tipo di domanda sui farmaci. Posso però dire che dal punto di vista riabilitativo e terapeutico i servizi si sono evoluti verso dei trattamenti che si adattano sempre di più alla persona, perché il tentativo è quello di approcciare i pazienti non solo col farmaco, ma soprattutto con una terapia che li riabiliti, li riporti a una condizione funzionale adeguata e una qualità di vita adeguata. Non so se il dottore Florio vuole aggiungere qualcosa. Ecco, sui farmaci. No, devo dire che in realtà, grazie a Dio, l'evoluzione e l'innovazione raggiunge anche la psichiatria. Ricordiamoci che è una disciplina medica che per fortuna ha avuto nel tempo uno sviluppo. Io che sono, come dire, anziano, per così dire, ricordo anche le difficoltà, gli effetti collaterali. Per esempio penso ai primi antidepressivi, famosi antidepressivi triciclici, che avevano tanti effetti collaterali, e quindi per assicurarsi la compliance, cioè l'adesione al trattamento, e quindi creare i presupposti per un'alleanza di cura, ovviamente è difficile fare accettare una terapia che devi prendere per lunghi periodi, che può avere degli effetti indesiderati. Gli antidepressivi negli ultimi anni hanno subito un grande cambiamento, antidepressivi che vengono, uno di questi antidepressivi per esempio viene utilizzato nelle forme di depressione resistente, e noi abbiamo due centri che per esempio hanno già avviato da anni, come l'hanno fatto in altri centri come al Policlinico, la clinica psichiatrica dell'Università di Catania. Devo dire che per fortuna, assieme ai più vecchi come me, nuovi colleghi più giovani stanno pian pianino entrando nei nostri sistemi di cura, e vi assicuro che i giovani sono molto aggiornati. Chi fa una scuola di formazione ha una possibilità anche di, come dire, aggiornarsi anche fuori, no? E quindi, come dire, confrontarsi con altri sistemi di cura, con altre esperienze. Quindi credo che, vorrei rassicurare la persona che scrive, è vero anche, e questa è una mia considerazione personale, che le famiglie scontano anche un sentimento, soprattutto nei casi più gravosi, di impotenza e di fallimenti precedenti. E proprio di impotenza parla un altro nostro telespettatore, dice: cosa possono fare i genitori di un trentenne con un delirio conclamato già da qualche anno
se il soggetto non vuole assumere farmaci per aiutarsi. Ma la cosa importante è che l'ascolto è dovuto anche ai familiari che hanno bisogno di aiuto. Noi per esempio da molti anni e anche nei nostri servizi abbiamo dei gruppi psicoeducazionali, cioè che danno informazione e sostegno, ma aggiungo, esistono anche familiari esperti, cioè familiari che hanno fatto della loro esperienza un'expertise, ma esistono anche utenti che noi abbiamo, che chiamiamo facilitatori sociali, cioè utenti che in qualche modo mettono a frutto di altre persone con problematiche analoghe la loro esperienza positiva. Che si sono curate, assolutamente che hanno sì, risolto e che possono aiutare gli altri certo, assolutamente sì. Quindi questo è importante. Questo è un cambiamento che... Perché quando si ha la testimonianza, una persona che ti dice guarda io ci sono passato, guarda che io ho avuto questo momento di depressione, parliamo di depressione, possiamo parlare anche di altro, stiamo facendo un esempio, sì. Dice guarda io ci sono passato, capisco cosa stai provando, ma guarda fatti aiutare perché mi sono fatta aiutare e adesso sono qui a parlarne con te. Qualcun altro ci chiede, ma a livello dei comuni si stanno creando centri di psicologi per eventuale invio ai vostri centri? Allora, grazie, vuoi rispondere tu? Sì, allora, tornando diciamo al tema del PNES, il PNES prevede una parte di relazione con gli enti locali, quindi per quello che riguarda la nostra parte, quella dell'ASP, i prossimi passaggi vedranno la collaborazione con gli enti locali, non per un'equipe di psicologi, ma per un'equipe multiprofessionale, quindi con psicologi, ma non solo psicologi, e proprio nell'ottica di portare la sanità fuori dalle stanze della sanità, di arrivare a quei principi del DM77 di una sanità di iniziativa che esce dalle stanze. Per cui sì, possiamo dire sì, è uno dei nostri obiettivi futuri, arrivare ad una collaborazione stretta con gli enti locali. Ecco. Devo dire su questo tema, se mi permetti, che nel corso degli anni con i comuni si sono sviluppati dei rapporti, devo dire, molto proficui con i servizi sociali dei comuni, ma anche con le autorità comunali. Io ho lavorato da giovane in periferia e non posso mai dimenticare lo sostegno, l'ascolto, la collaborazione che abbiamo avuto. Non è soltanto un tema di risorse economiche, certamente quello è rilevante, ma il tema di ritrovarsi rispetto a soluzioni condivise dà anche una ricomposizione degli interventi. A volte uno dei temi è la frammentazione, io faccio un pezzettino, tu fai un altro pezzettino, io ti do il sussidio e a volte in questo rivolo di frammentazioni sprechiamo tante risorse. Quindi questa scommessa che con questa parola PNES noi abbiamo detto diverse volte, serve anche a organizzare meglio i nostri servizi, quindi non servizi nuovi, ma servizi che alzano, come dico spesso, l'asticella della qualità. Poco fa l'ho accennato, ne abbiamo parlato, ma vorrei che si approfondisse. Sono fondi che l'ASP di Catania sta utilizzando, è un piano nazionale, ma i soldi sono europei, quindi devono essere impiegati bene. E abbiamo parlato anche di assunzioni, quindi da questo punto di vista, da un lato il malato, le persone che hanno bisogno, ma dall'altro lato c'è anche l'opportunità per figure professionali che possono servire di inserirsi in questi progetti. Vogliamo dare un accenno anche su questo? Chi risponde? La dottoressa Grazzi? Sì, perché questo è un tema importante. I servizi non vanno avanti se non ci sono le persone. E quindi le assunzioni sono l'elemento portante, le attività che i servizi devono erogare. Quali sarebbero le figure professionali? Possiamo già dare delle indicazioni? Certo. Psicologi? Assunti 13 psicologi, 6 assistenti sociali, verranno assunti 14 tecnici della riabilitazione psichiatrica e quindi si creeranno delle mini equip che andranno a potenziare e a migliorare la qualità dei servizi che in atto vengono erogati.
I progetti non potrebbero andare avanti se non ci fosse nella programmazione, se non ci fossero queste figure professionali. Ecco, se qualcuno ci sta ascoltando e volesse appunto aderire a questi progetti, a queste, cosa deve fare? Ci saranno dei bandi, quindi bisogna stare un po' in campana, stare attenti a degli avvisi che l'ASP emetterà, ci sarà un concorso, ecco, tutto questo come funzionerà? Questo passa sempre dal sito dell'azienda sanitaria e vale per i concorsi, per i progetti che hanno dei finanziamenti PNES, come per tutti gli altri progetti. Dal sito, dall'albo pretorio, dal portale concorsi del sito dell'ASP è possibile avere accesso a tutti i bandi. Sono bandi pubblici, ufficiali, è tutto nel sito dell'azienda. Quindi tutto alla luce del sole, trasparente, nel senso che si accede alla piattaforma, si mettono i propri dati, le proprie competenze, qualifiche e quant'altro. Una cosa che volevo aggiungere, che fa parte di queste, perché per la salute mentale abbiamo delineato 3 linee progettuali, e ne approfitto per ringraziare, oltre alla dottoressa Razza, il dottore Crisafulli e la dottoressa Magnano, che hanno un po' pensato i progetti, li hanno tarati un po' sui bisogni. Oltre che sul potenziamento dei nostri servizi e sul sostegno ai caregiver, ai familiari, una terza linea riguarda proprio gli operatori, perché gli operatori in qualche modo sono anche destinatari di interventi di formazione, e c'è un aspetto importante che è quello della tecnologia. Oggi si parla molto di telemedicina, di teleassistenza, quindi anche questo aspetto è ricompreso in queste linee, e quindi voi vedete che c'è un grande sforzo di adattare l'organizzazione, le risorse che questi progetti stanno già facendo arrivare, anche ad un modo diverso di approcciarsi. Se io vi dico che vi sono degli strumenti che consentono di fare abilitazione o riabilitazione cognitiva attraverso le realtà virtuali, che, attenzione, non sostituiscono l'operatore ma si affiancano all'operatore, voi vedete che è già partita un grande cambiamento, quindi ci dobbiamo preparare al cambiamento, e i nuovi colleghi, i nuovi operatori che stanno arrivando saranno portatori di questo cambiamento. Ecco perché per noi questa è molto più di assumere personale, si tratta di organizzare quelli che saranno i servizi per il futuro, e mi lasci dire che finalmente si sta cominciando a far passare il concetto che la salute mentale è salute a tutto tondo, e quindi ancora non si investe abbastanza in salute mentale, e vorremmo evitare e lavorare per ridurre i ricoveri in TSO, che purtroppo nella realtà siciliana sono ancora tanti, anche se il trend per fortuna è in miglioramento. Ma per arrivare a fare gol, come si dice, a raggiungere l'obiettivo, bisogna partire da prima, da quei ragazzi, da quegli adolescenti sui quali ancora investiamo poco in termini di prevenzione e di supporto alle famiglie, agli enti. In questo non può essere soltanto un problema della psichiatria o della salute mentale, riguarda tutta la comunità, e questo il PNES ce lo dice. Mi sembra fondamentale e importantissimo quello che il dottor Florio in questo istante ci ha appena detto. Per non lasciare scontenti i telespettatori che stanno scrivendo, ma io già so la risposta, molti stanno chiedendo informazioni su farmaci, su questo, su quell'altro, se può andare avanti con un certo tipo di farmaco contro la depressione, eccetera. Dottore Florio, chiaramente le diagnosi non si possono fare. C'è una parola che è molto in voga, che è medicina della precisione. Medicina della precisione per noi significa individualizzare, non c'è lo psicotico, c'è quella persona che ha un disturbo mentale che noi diagnostichiamo come psicosi, ma che ha attorno non soltanto dei sintomi, ma abilità, disabilità. Io ho in mente, mentre parlo, di un fratello e una sorella che curai quando ero molto giovane, entrambi con la stessa patologia, schizofrenia. Una persona è finita in una comunità terapeutica e si è cronicizzata, un'altra con la stessa patologia ma molto grave ha una moglie che lo aiutava, che lo sosteneva, che lo accoglieva, e lavorava come forestale. Si alzava la mattina alle 5 e andava
a letto il pomeriggio e ha 2 bambine che ora avranno l'età dei miei figli, e se ci penso un pochino con la mia età mi commuovo. Quindi attenzione a non mettere la categoria diagnostica, la valutazione diagnostica è indispensabile per costruire un progetto di cura. Quindi chiedo alle persone che hanno contattato di avere fiducia nei nostri servizi. Abbiamo le nostre carenze, a volte telefonate, a volte il telefono non viene aperto immediatamente perché c'è magari quell'operatore, magari solo, che deve fare altre cose. Quindi abbiate pazienza anche di noi, perché stiamo cercando di migliorare e di crescere anche attraverso queste opportunità che l'Europa e il Ministero della Salute ci offre. Bene, mi piace finire e chiudere questa trasmissione con questo messaggio anche di speranza positivo. Si sta lavorando per voi, l'ASP è impegnata su questo fronte, che è veramente un fronte delicatissimo, e la cronaca di tutti i giorni purtroppo ci parla di persone che commettono anche gravi delitti, eccetera. Quindi tutto quello che attiene alla sfera della salute mentale fa molta paura in questo preciso momento storico. Ma il dottor Florio ci ha portato anche 2 esempi eclatanti di 2 persone schizofreniche, addirittura 2 fratelli, un fratello e una sorella, che hanno avuto strade diverse perché probabilmente c'è stato un approccio diverso. Quindi è tutto sempre in evoluzione quando si parla di medicina, di salute, di psicologia, di cure in generale. Quindi bene, grazie. Dottoressa Grazia, forse voleva aggiungere qualcosina perché siamo proprio in chiusura. No, vi ringrazio per l'opportunità grazie di aver presentato questo nostro lavoro. Bene, qualche volta parleremo magari di Alzheimer, approfondiremo depressione, Alzheimer, faremo proprio dei focus specifici su alcune patologie così tanto sentite. La demenza senile, sappiamo che la popolazione invecchia e quindi ci sono vari tipi di demenza, lo sappiamo bene, quindi meritano, come dire, delle trasmissioni ad hoc. Intanto vi abbiamo fatto conoscere questi nuovi progetti dell'ASP di Catania. Quindi grazie al dottor Carmelo Florio, grazie alla dottoressa Grazia Razza, grazie alla regia, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.